L'innovazione comincia con il riconoscere un problema che nessuno ha ancora risolto. Quindi cominciate a pensare in questi termini e nel giro di qualche anno potrete innovare anche voi. Si tratta di mettere insieme una soluzione a questi problemi attraverso il lavoro di gruppo. Sembrava che nessuno ci pensasse, era il problema del puntatore in un personal computer portatile che si sporcava e doveva essere sempre pulita, e quindi ho messo insieme dei ragazzi dei più creativi e abbiamo risolto il problema e abbiamo inventato i touchpad e i touchscreen. Cari ragazzi, vi porto un saluto in questo giorno importante per voi, soprattutto per coloro che dovranno lasciare la scuola e cominciare a lavorare. Oggi viviamo in una economia globale dove un prodotto non può essere fatto solo per l'Italia o solo per l'Europa, ma deve essere fatto per il mondo intero. E quindi è fondamentale aprirsi al contesto e al consesso internazionale, e in questo caso, per esempio, imparare l'inglese benissimo è fondamentale, perché l'inglese è la lingua franca del business e della cultura. Cercate di capire come pensa la gente, come funziona un po' quel mondo. Un prodotto che incontra tutte queste culture è il prodotto di successo, quindi datevi da fare. Io sono arrivato negli Stati Uniti nel 1968, nella Silicon Valley, lavorando per la Fairchild, che era allora la ditta più importante nel campo dei semiconduttori. Era la ditta che aveva inventato il circuito integrato negli inizio anni 60. E venendo dall'Italia sapevo un po' di inglese, ma non benissimo, e quindi ho dovuto prima di tutto sforzarmi di imparare meglio l'inglese. Per esempio sono andato a una scuola serale di inglese in modo da portarmi al passo. Come si lavorava era molto diverso da come si lavorava in Italia. Per esempio a me hanno dato un progetto da fare che non era semplicemente una direzione più che un come, e io ho dovuto risolvere tutti i problemi che erano legati a questo progetto, e devo dire che mi sono arrangiato bene perché avevo imparato a essere autosufficiente. Quindi la prima cosa che dovevo fare, per esempio, in questo progetto, che era risolvere il problema di fare dei circuiti integrati con il transistor che avesse una porta autoallineante usando silicio. Nessuno sapeva come tagliare il silicio con la litografia in maniera precisa, e quindi ho dovuto prima di tutto fare il chimico e sviluppare una soluzione particolare che mi permettesse di risolvere questo problema. Poi c'era il problema dell'architettura del processo, e lì nessuno di nuovo mi poteva aiutare, e ci ho messo almeno una settimana pensando e ripensando prima di trovare la soluzione. La soluzione poi, una volta trovata, era semplice, come quasi sempre tutte le soluzioni sono, e questo è stato veramente il punto di partenza che poi mi ha permesso di applicare tutto quello che sapevo, una volta che c'erano questi elementi fondamentali che erano in aggiunta al processo che poi si deve usare. Senza quel punto di ingresso sarebbe stato impossibile fare questi circuiti integrati. Una delle cose più importanti che ho imparato nella mia vita, e soprattutto negli Stati Uniti, è stato il team working, cioè l'importanza di lavorare insieme, di cooperare e attraverso l'ingegno collettivo trovare soluzioni che sono più della somma delle parti. Se riuscirete a lavorare insieme come team, avrete una marcia in più, perché lavorando in cooperazione invece che in competizione tra di voi, riuscirete a fare dei prodotti che sono molto meglio di quello che ciascuno di voi potrebbe fare da solo.
Nel percorso della vita la scuola insegna come imparare. Non fermatevi alla superficie, andate sempre a fondo, cercate di capire sempre di più come funzionano le cose e questo vi darà assolutamente la ricetta del successo. Oggi la tecnologia si muove così in fretta che se uno si ferma non riuscirà assolutamente a stare al passo. Quindi mi raccomando, datevi da fare.